Minacce e diffamazione attraverso la rete, revenge porn, attacchi informatici e truffe online sono solo alcuni dei reati intercettati dalla Polizia Postale del Friuli Venezia Giulia nel 2024. Secondo il report divulgato dalla Questura per il contrasto del cyberterrorismo, il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica del Friuli Venezia Giulia durante l'ultimo anno ha monitorato circa 3.800 spazi web. Negli ultimi 12 mesi in regione sono state effettuate 23 perquisizioni per detenzione e diffusione di materiale relativo allo sfruttamento sessuale dei minori online, per un totale di oltre 7.350 gigabyte di materiale multimediale sequestrato. Per gli stessi motivi sono state denunciate 20 persone, sottoposte a monitoraggio 220 spazi virtuali. Trattati inoltre 9 casi di adescamento online che hanno portato alla denuncia di 4 persone. In regione sono state denunciate 12 persone per minacce e diffamazioni compiute sul web, eseguite 3 perquisizioni locali, personali e informatiche e monitorati 216 spazi virtuali. Sono inoltre stati trattati 27 casi di sextortion, di cui 24 con vittime uomini. 3 invece i casi di revenge porn, che hanno portato all'esecuzione di 2 perquisizioni personali e locali e altrettante denunce. Trattati inoltre 62 casi di sostituzione di persona commessi utilizzando il web, che hanno portato alla denuncia di 10 persone. Il COSC Friuli Venezia Giulia nel 2024 ha gestito circa 210 attacchi informatici diretti a privati e aziende, perpetrati mediante accesso abusivo al sistema informatico, e ha bloccato e recuperato un totale di 160.000 euro inerenti ad alcune truffe attuate con la tecnica del falso operatore bancario. In un anno sono state denunciate complessivamente 96 persone per truffe online e frodi informatiche. Sono stati inoltre monitorati 487 spazi virtuali fraudolenti. Infine, nell'ambito della campagna di prevenzione, la polizia ha incontrato 68 scuole, raggiungendo 8.200 alunni.